nella notte dopo la previsione di 3 maree eccezionali fino a venerdì, niente acqua alta ma non si spegne la polemica dopo il flop di ieri, dai commercianti alla politica, non capiti più. Lapidario, il governatore del Veneto, l'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione, sono stato letteralmente ignorato da tutti, il guardiano del territorio è il sindaco di Venezia e lui deve gestire il Mose. 6° giorno di maltempo in provincia di Belluno, danni incalcolabili, migliaia di persone senza energia elettrica e oltre 100 frane ed episodi di dissesto idrogeologico. Contagio in Veneto, le precisazioni di Zaia, qui numeri più alti che in altre regioni perché vengono effettuati più tamponi, evidentemente la virtuosità viene punita. Ripartenza delle scuole, servono 802 borse in più per il rientro degli studenti delle superiori, un piano che verrebbe a costare 31 milioni di euro. Commuove il web il toccante messaggio su Facebook di un medico della terapia intensiva di Padova al malato di Covid appena intubato. Torna il Gioca Trevisana, il gioco dell'oca che attraverso 63 caselle racconta le caratteristiche della città, un impegno importante per raccogliere fondi a favore della Lilt. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dopo una giornata di acqua alta e le conseguenti polemiche, il Mose è tornato nella notte ad alzarsi, ma il dibattito sulle modalità di attivazione e le polemiche restano ancora attuali. Sentiamo. Il Mose si è alzato nella notte. Dopo le 48 ore consecutive del fine settimana, Laguna e Mare Adriatico rimarranno divisi dalla barriera di dighe mobili per circa 3 giorni sulla base di bollettini meteorologici che prevedono eventi mareografici eccezionali. Venezia è quindi tornata asciutta dopo una giornata in cui oltre alla marea sono cresciute anche le polemiche per quelle 78 paratie lasciate abbassate per un errore di previsione. Da 125 centimetri si è arrivati a 138, abbastanza per provocare migliaia di euro di danni, dicono i commercianti di Piazza San Marco. A Venezia non si parla d'altro. Io dico, se c'è, io sono dell'idea di tirarlo su, sempre. E i soldi, tireremo fuori i soldi, tanto ne mangiano tanti. Per precauzione. Tiratelo su, infatti si è visto. Costa molti soldi a buttarli su e tirarli su. E a un certo momento cerca di non fare quello che doveva fare. Se nell'accordo è che si alzeranno solo dopo il 1,30 m, bisognerà capire se questi si parlano, si dicono. Perché le previsioni poi si sono rivelate sbagliate. Sì, non è la prima volta. Il capo del provveditorato alle opere pubbliche del Nord-Est, Cinzia Zincone, ha convocato una riunione tecnica per apportare, se necessario, cambiamenti significativi alle procedure di attivazione del Mose. Secondo il prefetto Vittorio Zappalorto, a 120 cm deve sempre scattare la fase di preallerta. Intanto però, con le paratie alzate, il porto di Venezia, ha detto il presidente Pino Musolino, conta 8 navi ferme in rada e 9 in laguna in attesa di uscire. Nelle prossime ore un'altra decina di navi dovranno modificare i propri orari per evitare di rimanere ferme. Intanto, quanto accaduto l'8 dicembre continua a far discutere. Quando l'ufficio Maree parla di un 25, c'è l'incognita vento, che è vento di scirocco, vento di bora, cambia repentinamente. Mi meraviglio di questo dilettantismo. Sentire le sirene che annunciano l'acqua alta ha fatto tornare indietro molti all'incubo del 12 novembre 19. Quella notte, ad esempio, l'edicola di Valtermutti si sollevò dalla fondamenta delle Zattere finendo nel canale della Giudecca. Ero qua che stavo osservando, stavo monitorando l'acqua e stavo cercando di capire. Un po' di paura sicuramente, come tutta la città, come tutti noi commercianti. Proprio le edicole sono le cartine al tornasole dello stato d'animo dei veneziani. Sono sempre arrabbiati, si arrabbiano per sempre. Prima per questione che non valeva la pena e adesso sono arrabbiati perché lo hanno acceso. Secondo me lasciamo stare le spese e però è una grande opera. La gestione del Mose deve essere del sindaco, l'ha ribadito anche oggi il governatore del Veneto Zaia in riferimento a quanto accaduto. Mentre Venezia si è svegliata all'asciutto grazie al Mose che questa volta è stato attivato per tempo, non si spengono le polemiche su quanto accaduto domenica. E come il sindaco Brugnaro, anche il presidente Zaia ribadisce che la gestione dell'opera dovrebbe essere del primo cittadino. L'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione del Mose e sono stato letteralmente ignorato da tutti, no? A me sembrava che l'unica roba da dire il giorno che si inaugura il Mose sia quella di capire chi lo gestisca. E quel giorno ho detto, guardate, secondo me, che sono un autonomista impenitente, cioè
il guardiano del territorio è il sindaco di Venezia, è inutile che stiamo qua tanto a menarla con tanti bei discorsi. Uno che vive lì, che ha i piedi, che appena c'è l'umidità se la sente sui piedi, perché vive come i cittadini, cioè nel senso che il governo della laguna deve essere dato al sindaco. Il governatore ribadisce un altro aspetto toccato già più volte. Se una previsione si avvicina al picco che prevede l'innalzamento, bisognerebbe valutarla con serietà. Le previsioni meteo che ci davano i nostri uffici erano disastrose negli ultimi 4-5 giorni. Quindi sapete ragionare di 5 cm, 125 a 130, un colpo di vento un attimo. Nel regolamento del tavolo tecnico che gestisce il Mose sarebbe tra l'altro previsto che in caso di una differenza di 5 cm venisse attivato. Intanto per ora rimarrà sollevato. Il picco previsto per la giornata di giovedì alle 8 è infatti di 135 cm. Per venerdì e sabato invece rispettivamente alle 7,55 e 8,35 si prevedono punte massime di 140. Venezia allagata perché per risparmiare hanno mandato a casa il personale, così ieri sera a Ring l'ingegner Giovanni Cecconi, a lungo direttore della control room del Mose. Sentiamo. Ingegnere, a me sembra veramente strano che certo dopo 45 ore, apertura straordinaria, quasi senza interruzione di fatto, no? In questo weekend per quanto riguarda il Mose, che poi questa squadra se ne fosse andata. Va bene, è un errore anche questo, l'abbiamo imparato. Non è che è stata andata, a fronte di previsioni è stato deciso che nella valutazione del rischio fra il costo di mantenere una squadra e evitare il danno probabile di un allagamento, è stato ritenuto che era più costoso mantenere la squadra, perché lei fa così quando decide, no? Prende da un lato il beneficio della spesa che è mantenere la squadra e dall'altro vede quanto vale il rischio. Ma quanto vale il rischio? Si sono pesate le due cose. Per la probabilità. È qui che entra il gioco della previsione. Quale poteva essere la probabilità precisa con la sua incertezza? Però aspetti, ingegnere, ho una domanda importante, cioè che tempo ci vuole per attivarli? Per attivarli bastano 2 ore se sono a casa loro, ma se c'è già la squadra lì basta 1 ora la squadra. Sesto giorno di maltempo in provincia di Belluno, danni incalcolabili, migliaia di persone ancora senza energia elettrica, oltre 100 frane e diffusi episodi di dissesto idrogeologico. Vediamo. C'è la neve, tanta come non la si vedeva dal 2014, più di 3 metri a Ravalles e sopra Cortina, 2,5 metri a Misurina, 1 metro e più nei comuni di montagna, molti dei quali isolati a causa del rischio altissimo di frane e valanghe. Giorno 6 di un'ondata di maltempo che pare sia in fase di esaurimento ma che ha messo in ginocchio tutto il bellunese, come più di Vaia, come più dell'alluvione del 66 e del 2010. Non ci sono state vittime, il miracolo resta nella foto simbolo di questo dicembre 2020, quella del mezzo sul quale viaggiavano 3 vigili del fuoco volontari di Gosaldo, precipitato assieme al ponte sul torrente Renne. In queste ore la perturbazione concede una tregua, ma sono ancora in migliaia i bellunesi senza corrente elettrica, soprattutto nella zona del Comelico, e i disagi sono oramai la metafora di chi vive in montagna. La conta dei danni sarà lunga e difficile, con numeri inimmaginabili, dicono all'unisono il presidente della provincia Roberto Padrin e il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Bortoluzzi. Ad una stima provvisoria si contano oltre 100 frane e episodi diffusi di dissesto idrogeologico ovunque, ma, dicono Padrin e Bortoluzzi, non possiamo attribuire ogni colpa al clima. Il problema parte da lontano e si può riassumere nella cosiddetta coperta corta, quella per cui comunque la si tiri si rimane al freddo, ed è la coperta corta che crea danni incalcolabili al nostro territorio. Azzerato da 6 anni il fondo statale per la viabilità, per gli interventi necessari bisogna recuperare fondi da una parte e toglierli laddove sono stati originariamente destinati. Da qui la richiesta. Noi chiediamo che veramente venga istituito un fondo per la montagna, che vengano trovate delle risorse ma soprattutto anche delle semplificazioni burocratiche che permettono ad esempio a un ente come la provincia di poter utilizzare le risorse sul territorio. Un fondo per la pianificazione degli interventi, personale, una cabina di regia che permetta la filiera corta nel dialogo istituzionale con gli enti di riferimento per semplificare la vita a questa parte del paese che rischia di scomparire.
Ed ora il Covid, siamo in attesa dei dati del bollettino dell'azienda Zero della Sera che, come ha comunicato poco fa dalla Regione, è in ritardo. I dati sono quindi quelli illustrati oggi nel punto stampa del Presidente Zaia. Continua a crescere il numero di contagiati in Veneto, 2427 i nuovi positivi registrati quest'oggi rispetto appunto a ieri e 29 i morti, 2815 ricoverati in area non critica più 36 e 346 in terapia intensiva più 1. Attualmente in Veneto le persone positive sono 81.018 e proprio nel punto stampa di quest'oggi il Presidente Zaia assieme alla dottoressa Russo ha spiegato perché in Veneto risultano più contagiati rispetto alle altre regioni. Sentiamo. Tutti i quotidiani nazionali titolano più o meno nella stessa maniera. Il Veneto è la regione con più positivi d'Italia. Non è vero? Cosa vuol dire questo? C'è il Veneto più positivi d'Italia? No. Il Veneto è quello che trova più positivi ogni giorno? Sì, ma non perché ne abbiamo di più, perché li andiamo a cercare. Zaia non ci sta e una volta per tutte vuole chiarire perché i numeri del Veneto in fatto di contagi siano così elevati rispetto al resto del paese. Lo fa insieme al capo del Dipartimento Prevenzione. Noi abbiamo un modello di testing che è unico nel suo genere, cioè facciamo una strage di tamponi. E interessa dirvi e continuare a sottolineare che se facessimo invece che 60.000 tamponi ne facessimo 120.000 avremmo sicuramente 6.000 positivi al giorno. Quel che conta, ribadisce il governatore, è la percentuale sul totale dei tamponi, concetto rafforzato dalla Russo, che aggiunge: finché abbiamo strategie e modalità di calcolo degli indicatori differenti, questi non sono confrontabili tra loro. I test rapidi hanno consentito di individuare precocemente i soggetti positivi e isolarli. Noi come Regione abbiamo puntato moltissimo su questo tipo di diagnostica, perché questo era il nostro obiettivo, isolare precocemente i soggetti positivi. È chiaro che questo ha aumentato tantissimo il numero dei tamponi, come diceva il Presidente. Ma non è così nelle altre regioni. La Regione Lazio, per esempio, nella flowchart della propria strategia di sanità pubblica, ha tolto la conferma, la ricerca della positività nel contatto asintomatico. Ciò significa che per forza di cose i numeri alla fine sono nettamente inferiori. Come Regioni abbiamo cercato di interloquire con l'Istituto e col Ministero, mettendo in evidenza che questo crea delle discrepanze. Tra l'altro anche l'Istituto Superiore di Sanità fa fatica a mettere sullo stesso piano tutte le regioni, perché anche la trasmissione e la completezza dei dati non è uguale. Ora però tutte le regioni dovranno adeguarsi a questo sistema. Il Veneto, che ne è capofila, ribadisce Zaia, rischia però di pagare la sua virtuosità. I dati attuali, aggiunge poi Russo, non sarebbero comunque tali da farci scivolare in area arancione. E poi la questione vaccini. Appena comincerà anche l'Europa, anche lì cominceremo con a disegnare, a vedere rappresentata un'altra curva e un'altra storia. Certamente io fino a quando non arriva il virus, il vaccino, se vuole sapere la mia opinione, mi sento in trappola. Perché credo che non possiamo pensare di vivere in un sistema di restrizioni e allentamenti. Ed intanto si lavora al piano per la ripartenza delle scuole. Il 7 gennaio servono 802 autobus in più per i ragazzi delle superiori, un piano che verrebbe a costare 31 milioni di euro. Per quanto riguarda la ripartenza delle scuole il 7 gennaio come previsto da DPCM, la Regione ha incontrato i vari prefetti. L'assessore De Berti ha annunciato che il Veneto ha già predisposto il piano. Loro prendono atto del fatto che in Veneto il piano sostanzialmente lo abbiamo già fatto, i tavoli provinciali li abbiamo già fatti, è un mese che stiamo lavorando e loro a questo punto, se dovessero riattivare i tavoli e cominciare oggi, una cosa è certa, ne sono consapevoli, i ragazzi il 7 di gennaio a scuola non ci andrebbero.
Su 213.000 ragazzi delle superiori ne torneranno a scuola 160.000, ovvero il 75% per ogni istituto. Studiato il piano trasporti, questo per evitare quello che era accaduto all'inizio dell'anno con assembramenti e bus strapieni. Dovranno essere trovati 802 autobus in più a livello regionale, di cui 771 privati. Con le aziende di trasporto, nei confronti che abbiamo fatto, è emerso anche la necessità di ipotizzare l'assunzione di personale per il controllo anti-assembramento nelle stazioni o nelle fermate più critiche, e tutte le aziende di trasporto insieme hanno espresso la necessità di assumere 227 persone. Un piano questo che costerà ben 31 milioni di euro. Considerando che questo piano sostanzialmente il DPCM ha previsto che lo facciano i prefetti, noi lo abbiamo già fatto, ma è un'incombenza che va sui prefetti ed emerge come imposizione dal DPCM, tutte le regioni, non solo il Veneto, danno per scontato che queste risorse arriveranno da Roma. Per quanto riguarda la modalità di rientro a scuola, la De Berti è stata chiara. È stato escluso il doppio turno ed è stato escluso sia il doppio turno mattina-pomeriggio sia il doppio turno 8-10. Invece è stato mantenuto, a seconda degli accordi tra scuole e aziende di trasporto, la possibilità di entrata fino alle 9. A breve saranno organizzati dei tavoli provinciali tra venerdì e lunedì, ai quali parteciperà anche la Regione. Sta commuovendo il Veneto intero la toccante lettera scritta dall'anestesista Francesca Bertamini di Padova prima di intubare un paziente vittima del Covid. Ha raccolto il racconto della sua vita ed ha messo per iscritto questi brevi e intensi momenti. Vediamo. Sei entrato in rianimazione sveglio, un po' spaventato ma collaborante. Facevi fatica a respirare ma ancora cosciente nel pieno delle tue facoltà. Ti ho spiegato che avrei dovuto addormentarti per intubarti, metterti un tubo in trachea per permetterti di respirare. La polmonite da Covid non ci permetteva di perdere altro tempo. Pensieri di tutti i giorni che diventano parole, scritte in una lettera dalla anestesista padovana del Sant'Antonio Francesca Bertamini. Dottoressa a terapia intensiva e madre, si trova a condurre al sonno dell'anestesia un nonno che nei pochi minuti che lo separano dall'isolamento le racconta di ciò che ha di più caro, la sua famiglia, i figli e i nipoti. Quanto gli vuoi bene, eri sereno, coraggioso, impavido, fiducioso. L'anestesia fa effetto, il paziente dorme sereno e senza sofferenza. A casa invece i parenti aspettano, non possono vederlo, al massimo solo chiamare ogni giorno per sapere se ci sono novità. Non so se andrà bene, a molti tuoi vicini di letto non è andata così, ad alcuni fortunati sì. Noi ce la mettiamo tutta, ma questa maledetta malattia si comporta in maniera diversa per ognuno dei nostri pazienti. Che strana la vita, così uguale per tutti alla fine, ricchi e poveri. Alla professionista padovana resta impressa quella breve conversazione, quella voglia di vivere concentrata in un saluto e in un affidamento sincero a chi lavora con serietà e umanità nella sanità pubblica. Alla fine penso solo ai tuoi cari e noi continuiamo ininterrottamente a combattere per te con la speranza nel cuore che tu possa rientrare tra quelli che riescono ad uscire dalla rianimazione. Ed ora la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Nuovamente in studio con il telegiornale del Veneto. Torna il Gioca Trevigiana, il gioco dell'oca che attraverso 63 caselle racconta la città di Treviso, un impegno importante per raccogliere fondi a favore della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. A Treviso c'è la possibilità di fare un doppio regalo per questo Natale così diverso dagli altri, acquistando un dono rigorosamente local e dando un aiuto concreto alla LILT. Torna infatti anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà legate al Covid, il gioco dell'oca in salsa trevigiana che ha spopolato lo scorso anno durante le feste. Ecco il Gioca Trevisana di quest'anno, la confezione con il tabellone, il pit stop, con le tradizioni del nostro territorio, dal tiramisù al prosecco, e le penalità. Spunta la casella con la mascherina. Quest'anno al posto dei bigui ci sono i subiotti. Quest'anno abbiamo pensato di fare i subiotti, che è appunto questo maccheroncino rigato, e di abbinarlo, sempre rimanendo in territorio, abbinarlo ad un ragù d'oca
e ai carciofi. La ricetta è ancora una volta della food blogger trevigiana Angela Maci, tanti professionisti della ristorazione locale coinvolti. L'anno scorso ha avuto un successo discreto, anzi se ce ne fossero state altre da vendere avremmo tirato su ancora più soldi. Quest'anno siamo molto felici di aver partecipato ancora, cerchiamo di venderne ancora di più. L'iniziativa è ideata dal Pastificio, laboratorio di comunicazione trevigiano. Per aderirvi basterà recarsi in uno dei 6 punti vendita tra Armana, Naneti, Equilibri, Il Cantiere, D'Alfredo e Etto. È una categoria in difficoltà, è una categoria che ha un ruolo sociale estremamente importante, oltre che economico ovviamente, e quindi è anche, come dire a loro ci siamo. E loro hanno detto anche loro ci siamo, perché loro hanno aderito e venderanno presso le loro strutture la pasta. L'iniziativa andrà a sostenere un progetto ambizioso della Lilt, un regalo che potrebbe davvero rendere questo Natale ancora più autentico. L'abbiamo nominata Intrecci unici di prevenzione e riabilitazione. All'interno ci saranno 6 ambulatori per la diagnosi precoce del tumore al seno, per la diagnosi precoce del melanoma, per l'attività di assistenza psicologica ai malati e ai loro familiari che ne facciano richiesta. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Lento miglioramento del tempo sul nostro territorio, ma sarà soltanto una breve tregua perché da venerdì si affaccerà una nuova perturbazione. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì 10 dicembre. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso ovunque, non si escludono locali precipitazioni a carattere sparso. Dal pomeriggio in montagna prevarranno via via le schiarite, nuvolosità irregolare invece in pianura. Limite della neve sui 700.000 metri, comunque un po' più alto sulle prealpi e un po' più basso sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Qui la giornata, vedete, risulterà maggiormente soleggiata, tuttavia con locali addensamenti nuvolosi a tratti anche compatti. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi invece sugli 8-11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui nubi sparse alternate a schiarite in aumento a partire dal pomeriggio, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime sotto zero, massime sui 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.